Si parla molto dell'articolo 31 in questi giorni. Vorrei dare un contributo di chiarezza su questo tema. Che cosa dice l'articolo 31 dello Statuto della Regione Siciliana e che cosa vuole fare Musumeci? L'articolo 31 della Regione Siciliana dice semplicemente, in poche parole, che la Polizia di Stato è messa alle dipendenze del Presidente del Governo della Regione Siciliana. Questo non significa che la Regione ha una sua polizia, anche se in molti Stati federali, in Germania, negli Stati Uniti questo esiste. E non significa neanche che la Regione Siciliana ha solo dei corpi di polizia amministrativa come i vigili urbani, ma che la polizia è sì di Stato, ma anziché dipendere dal Ministero degli Interni, in Sicilia la polizia, le prefetture, tutto l'apparato pubblico per il mantenimento dell'ordine pubblico dovrebbe ordinariamente dipendere dal Presidente della Regione. Una grande conquista di autogoverno di una regione che è quasi uno Stato. Ora, lasciando perdere l'applicazione integrale dell'articolo 31, Musumeci ne vuole attivare soltanto una parte, considerando che ci si trova in una condizione di emergenza e che è necessario un coordinamento regionale delle forze di pubblica sicurezza, soprattutto nel passaggio dopo la crisi del coronavirus, per continuare a controllare con molto scrupolo tutti gli accessi, tutti i movimenti da e per la Sicilia, visto che la Sicilia è un'isola e che questi si prestano ad un migliore coordinamento. Anziché farli coordinare da Roma, dove probabilmente ci sono tanti altri problemi, il Presidente della Regione diventa il capo, diciamo, dei prefetti, questa è un po' la sua idea, e dell'Arma dei Carabinieri, di tutte le forze dell'ordine, ma non per avere i pieni poteri, perché Conte che ha i pieni poteri, la Lamorgese che ha i pieni poteri costituzionali, poteri stabiliti dalla Costituzione di cui lo Statuto fa parte, per coordinare tutte le azioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico. Allora, io non sono un estimatore di Musumeci, lo dico chiaramente, tra l'altro questa modalità di attuazione dello Statuto è assolutamente minimale, perché dà al Presidente della Regione un potere in casi eccezionali che invece dovrebbe avere in casi ordinari. Semmai in casi eccezionali può chiedere anche le forze armate. Però questa volta ha semplicemente ragione, non è una forzatura e sono molto deluso, anche se me l'aspettavo, dalla risposta negativa del Presidente Conte che ha detto è garbato ma è esagerato. Non c'è niente di esagerato nel chiedere l'attuazione dello Statuto. Allo stesso modo però voglio dire chiaramente una cosa, che il Presidente Musumeci e tutte le forze che lo stanno appoggiando in questo momento, la senatrice Bartolozzi, stanno commettendo un gravissimo errore nell'attuare l'articolo 31 con un decreto attuativo. L'articolo 31 non ha bisogno di alcun decreto attuativo perché non passa nessun personale dallo Stato alla Regione, il personale resta statale. Ciò di cui c'è bisogno è una legge voto dell'Assemblea regionale siciliana, una legge ordinaria, e quindi anche il Presidente dell'Assemblea Vinciché si dovrebbe e si potrebbe attivare per regolamentare l'articolo 31 e il Parlamento della Repubblica avrebbe l'obbligo di prendere in considerazione questa legge e secondo me di votarla perché è una legge assolutamente conforme alla Costituzione della Repubblica Italiana. Dobbiamo decidere se noi vogliamo attuare o no la Costituzione della Repubblica Italiana, se i siciliani sono cittadini come tutti gli altri o se i loro diritti non valgono nulla. Questo è il problema.